prima volta che Mara Maionchi viene a CCN, Sì. ma non è la prima volta che io e te ci vediamo. No. Non so se tu ti ricordi la prima volta che io e te ci siamo visti. Non so se mi ricordo perché ho anche quella memoria, che quella è andata, cioè... Allora ti rinfresco la memoria Qui conviene dire sempre che non si sa com'è. Allora, era il 2015. Quanti anni fa erano? 3 anni fa. Ah beh, poco. Siamo nel 2018. Anche i conti non sono il mio forte, come tu puoi ben notare. Ma vabbè, allora? Eravamo a Sanremo. La miseria. Io conducevo il dopo festival, tu uscivi dal casino. Certo. Cosa vado a Sanremo a fare secondo te? Mi trovavo, era un pomeriggio, mi trovavo fuori ad aspettare. Pomeriggio alle 2:30 come problema? No, poi non più tardi. Sì. Ero fuori al posteggio taxi, proprio quello davanti al casino di Sanremo, che aspettavo un taxi perché non ce n'erano. Sei arrivata tu, mi hai chiesto gentilmente se potevi prendere il primo taxi che sarebbe arrivato, perché dovevi andare in banca. Ma sono chiuse le banche a quell'ora lì? Infatti, anch'io ti avrei voluto obiettare la stessa cosa, però non ho usato perché mi avresti mandata a cagare probabilmente. No, esatto. Questo no, adesso la sindrome di Sturella tengo anche a controllo qualche volta. Allora andavo a prendere i soldi per andare a giocare. Sì, perché mi avevi detto che avevi appena perso 1.000 euro al casino. Potrebbe essere, sì. Fin qui. Ma fin qui non ci sono fatti i cazzi tuoi, scusa, voglio dire. Non è che vado a giocare i tuoi, vado a giocare i miei. No, ma perché? Allora, non li detraggo dalle tasse, gioco i miei. Hai detto che non ti ricordi, no? No, non mi ricordava di averti incontrato in quel momento col tasso. No, perché devi sapere che poi io ti dissi, Mara, le banche sono chiuse a quest'ora, te li presto io ti ho dato 1.000 euro. Che gentile, io non mi... Ma guarda, Ciccio. È una fake news anche questa. È vero che io gioco, ma non so mica Ceva, però, Allora, ci abbiamo scherzato anche noi con la fake news, innegabilmente, fra le tue comunque 1000 qualità, le molte cose che hai fatto, però tu sei soprattutto nota dal punto di vista mediatico, in qualche modo televisivo, per essere quella che dice le parolacce, no? Io volevo sapere... Speriamo di aver detto anche qualcosa di più intelligente che dica parolacce. Vai, insomma, no, però le parolacce... risaltano di più. Ecco, volevo sapere da te, ma secondo te le parolacce risaltano di più perché dette da una donna... Da una vecchia, volevi dire? Da una donna in... l'ha detto lei? No, sì, ma chi se ne frega, è vero. O è proprio la parolaccia in sé che ancora fa scandalo in Italia nel 2018? Scandalo, no. Ammazza, voglio dire, farà scandalo, ma io credo che la parolaccia non dovrebbe essere detta, io sono d'accordo, io cerco sempre di trattenermi, ma c'è un momento della situazione che devo sottolineare un'ipotesi che non mi piace, la parolaccia secondo me mi aiuta a sottolineare. Perfetto, tipo quando ti ritrovi di fronte a un nano di merda che ti incalza. No, come te, no, al limite te lo dico, non è che perché ti devo dire le parolacce? Come quando qualcuno mi incontra e dice, signora mi dice una parolaccia, ma così non mi viene, perché devo dire, non mi viene, no, ti giro a dire, è tipo America faccia Tarzan, no? Ma non è così. Ma io ti dica una parolaccia! Ma non è così. Infatti io trovo che tu le parolacce le sai dire molto bene. Proprio perché le dici al momento giusto. Beh, sì. Sei un'autorità, sei un po' l'Accademia della Crusca della parolaccia. Beh, non esageriamo, mica le so tutte. Io sono solo local, nel senso che le dico solo in italiano. Non conosco le parolacce di altre lì, non sono così erudita. In Italia sei un'autorità. Non sono così erudita da sapere le parolacce di tutti i capi. Lo proviamo, nel senso che, per esempio, voglio sapere da te. Stronzo o pezzo di merda, no? Stronzo e pezzo di merda. Ecco, stessa radice, perché l'immagine è la stessa, però secondo te in realtà hanno un significato diverso, una sfumatura diversa, dipende dal senso della frase, dal contesto? Ma anche dall'abitudine, voglio dire. Sono sinonimi? Sì, abbastanza, voglio dire, mi sembra quasi Stronzo uguale. Pezzo di merda è uguale. E invece, testa di cazzo. Beh, buona, quella vale per tutti, sì. Perché mi fischiano le orecchie. Chissà, qualcuno ti pensa, a proposito di teste di cazzo, qualcuno ti pensa. Per cui vorrei insistere, ma... Testa di cazzo è sempre un insulto o dipende da come lo sai usare? Perché c'è cazzo e cazzo alla fine. No, secondo me è un insulto relativo. E invece, qual è la forma corretta? Sì. Vaffanculo, vai a fare in culo o fanculo? No, fanculo è impersonale. È impersonale. Fanculo in generale. Cioè fanculo te, me. Va a fare in culo è proprio uno preciso. Giovanni, vaffanculo. Vaffanculo. Sì.
Tra l'altro fanculo è con l'apostrofo o senza? Con l'apostrofo. Con l'apostrofo, certo. è con l'apostrofo fanculo. Impersonale ma con l'apostrofo. Senti, ma mi hai invitato come professore in lingua italiana, voglio dire, immagino, Esatto, perché abbiamo una serie di esatto. parole. Ah, bravo, bravo.